Everybody ready? 3, 2, 1, launch! 10 palloni sonda di ultima generazione lanciati nei cieli del Friuli per studiarne le caratteristiche attuali. È stata questa la prova pratica del corso Microphysics of Atmospheric Clouds organizzato dal Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine, che ha visto la partecipazione a Palazzo del Torso di ricercatori provenienti da tutto il mondo. Le nuvole si muovono in maniera complessa, ha commentato la coordinatrice del corso Daniela Tordella del Politecnico di Torino. Attraverso la loro analisi è possibile studiare gli effetti dell'inquinamento oppure di incendi o anche delle emissioni di radioattività. Al CISM si è passati subito dalla teoria alla pratica, infatti in collaborazione anche con ARPA e FVG sono stati rilasciati 10 palloni sonda realizzati con materiali biodegradabili per avere il minore impatto possibile. Queste sonde hanno trasmesso dati sugli strati atmosferici attraversati nel cielo friulano, comprese appunto le nuvole, a 2 stazioni mobili e una fissa che hanno iniziato subito a elaborarli. Abbiamo seguito le sonde lanciate da un campo a Sant'Osvaldo per 1 ora e mezza su una distanza di 22 km e un'altitudine di 2000 metri, ha spiegato la coordinatrice Tordella. Dall'elaborazione dei dati che andremo a fare potremo analizzare la dispersione caotica di polveri, umidità e aerosoli in sospensione nei primi 2 chilometri dello strato d'aria sopra la città di Udine.